Buonasera, sono le 19:30 in diretta con Effetto Serra. Oggi martedì 1 agosto parliamo di politica, le facciamo in compagnia di Stefano Schirru, consigliere comunale, grazie per essere qui, capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale a Cagliari e consigliere della città metropolitana. Perché la sua presenza? Perché avete un po' letto dalla stampa della protesta che qualche giorno fa è stata presentata in maniera evidente negli uffici di Piazza Palazzo in prefettura a Cagliari, dove c'era lui, c'era anche il consigliere regionale Stefano Tunis, il sindaco di Monserrato Tommaso Locci, altri amministratori della città metropolitana per protestare, altri consiglieri regionali, altri amministratori, per protestare, diciamo così, sulla cosiddetta questione migranti, cioè in soldoni di cosa si trattava? Si trattava appunto di sensibilizzare, di far partire una campagna di sensibilizzazione in maniera tale che Cagliari non continuasse ad essere, non continui ad essere l'unico centro di arrivo dei migranti. Perché questo? Perché Cagliari ha già dato, sono arrivati nella nostra città oltre 4.000 persone, oltre 4.000 migranti dal 1 gennaio 2017 e quindi crediamo che si possano raggiungere dei massimi storici nella nostra città, una città che di fatto non ha delle strutture atte ad accogliere queste persone, ma soprattutto noi contestiamo la mancanza di programmi, la mancanza di progetti volti a integrare queste persone. Perché dico questo? Perché oggi ci troviamo la città invasa da migranti che occupano le nostre piazze, incrementano il fenomeno dell'accattonaggio, incrementano il fenomeno dei parcheggiatori abusivi, è esponenziale l'aumento dei venditori abusivi di merce contraffatta in città e quindi vogliamo sensibilizzare l'amministrazione della città metropolitana, l'amministrazione del Comune di Cagliari affinché si chieda un tavolo urgente con il Ministero. Il Ministero perché? Perché è l'organo che sovrintende alla gestione degli sbarchi e quindi riteniamo che Cagliari non debba essere un hub, quello che è stato invece deciso e stabilito da Roma. Noi non vogliamo che nella nostra città decidano i romani, noi vogliamo decidere, ma vorremmo anche un sindaco più deciso, più autorevole, che sappia far valere le sue ragioni, che intanto tuteli la sua città. Noi non abbiamo affrontato l'argomento dal punto di vista xenofobo. Noi vogliamo essere propositivi, noi diciamo che se dobbiamo accogliere altre persone dobbiamo accoglierle in strutture adeguate perché si tratta pur sempre di persone e dobbiamo avere anche quelle professionalità capaci di poter gestire il fenomeno. Però sta accadendo che il sindacato autonomo di polizia ha già decretato lo stato di agitazione perché loro sono in numero esiguo per poter gestire la situazione. La città di Cagliari è incapace allo stato attuale di ospitare altre persone, quindi vorremmo che qualcuno si pronunciasse e pensasse un attimo anche a risollevare la nostra città. Non vogliamo diventare una seconda Lampedusa. Ti chiedo però diciamo così, una valutazione un po' globale per quanto riguarda il tema Sardegna, sul tema dell'accoglienza. Ci sono, e questo è uno studio che recentemente è stato fatto, delle situazioni cosiddette a macchia di leopardo, dove ci sono dei comuni che si sono dimostrati diciamo così, disponibili ad accogliere i migranti, l'ultimo in ordine di tempo Nuoro, mentre invece appunto alcuni comuni, tipo quelli della metropolitana, che invece dicono se non basta almeno a limitare l'arrivo dei migranti. Ecco, perché non c'è un tavolo comune, perché non esiste una linea comune? È solo un discorso di tipo politico oppure davvero si naviga a vista e si va in ordine sparso? Ma no, assolutamente. Il problema è che manca un coordinamento, nel senso che i comuni dell'area metropolitana hanno cercato, non tutti poi tra l'altro,
il problema è questo. Allora, cancelliamo un attimo quello che abbiamo detto poc'anzi. Il problema è che ci sono comuni che hanno delle strutture fatiscenti, delle strutture alberghiere, con i libri probabilmente già depositati in tribunale prossimi al fallimento, che si sono risollevate perché hanno sposato questo nuovo business che è quello dell'accoglienza dei migranti. Ci sono altri comuni invece che probabilmente pensano più alla tutela dei propri cittadini e si rendono conto anche di non avere né strutture agibili né risorse da destinare alla situazione e quindi preferiscono non accogliere nessuno. Ma non è un problema di accoglienza, la Sardegna è sempre stata accogliente con tutti. Noi abbiamo una comunità di senegalesi da oltre 30 anni a Cagliari che si è sempre integrata, che si è adattata ai nostri usi, ai nostri costumi, che non hanno mai creato problemi in città. Si sono sposati, hanno creato famiglia, ne conosco diversi, sì. Molti di questi sono amici miei, stessa cosa gli amici del Bangladesh che incontriamo in giro la notte per la città, li incontriamo nei ristoranti, nelle pizzerie, tutte persone comunque che si sono integrate negli anni, che sono arrivate con dei permessi di soggiorno oppure hanno creato delle attività all'interno della città, quindi pagano le tasse qui. Questo è un'altra questione, questo è un altro fenomeno. Qui c'è il fenomeno di coloro che vogliono profittare di questa situazione e cercano di arricchirsi grazie a questi poveri disgraziati. Bisogna prendere atto dell'insostenibilità della situazione e dire basta, noi non siamo a Cagliari più in grado di accogliere nessuno. È un discorso, quindi il rischio è la tensione sociale, fondamentalmente. Il rischio, quello che sta accadendo, quello purtroppo che sta accadendo, a me piange il cuore sapere che alcuni centri di accoglienza sono stati oggetto di attentati recentemente in Sardegna. Parlo della bomba che è stata messa al centro di accoglienza di Dorgali, se non erro, sì. La villa incendiata a Sassari. Purtroppo le persone sono esasperate a questo punto. Questi sono episodi che io condanno, perché sono episodi, anzi mi auguro che trovino i colpevoli e che vengano perseguiti per legge. E che restino episodi isolati. E che restino episodi isolati. Però io parlo da amministratore, parlo da persona eletta all'interno del comune di Cagliari per tutelare i cittadini cagliaritani, per tutelare il commercio, per tutelare il turismo, per cercare di dare un contributo costruttivo alla mia città e ai miei cittadini. Senti, provando a voltare pagina, parliamo di politica, parliamo ovviamente perché il discorso dei migranti rischierebbe di portarci molto lontano e ovviamente non sicuramente è un problema. Avremo molto da dire. No, ovviamente non potremo risolverla dall'oggi al domani, però allora, mettiamola così, prima di parlare di politica, che futuro immediato tu vedi in un'avvertenza, in una situazione del genere? Ma in una situazione del genere io suppongo che debba intervenire il Ministro, prendere atto della situazione e trovare delle soluzioni alternative. Non siamo noi a dover dare delle soluzioni, sono loro che le devono trovare. Noi però rileviamo che Cagliari ha dato tanto e si debbano trovare altre soluzioni. Penso personalmente che sia assurdo che delle navi che battono bandiera estera arrivino nelle coste libiche o comunque nelle coste del Maghreb e portino queste persone, anziché riportarle in casa loro, le portino in casa nostra. Questa mi sembra una situazione inverosimile, ma questo è frutto della politica miope e meschina del centro-sinistra. Anche perché faccio un po' la battuta amara, se continua così rischiamo di perdere poi le tradizioni, la cultura sarda, perché più la gente che arriva e poi i sardi che emigrano, rischiamo di diventare... C'è una bellissima vignetta che appare molto spesso sui social dove si vede il continente africano con sopra lo Stato italiano, lo stivale disegnato, e noi siamo un piccolo puntino all'interno di un grande cerchio. E noi siamo poi in mezzo, è il caso di dire che siamo qui in mezzo. Esatto. Parliamo invece di politica, perché Stefano anche Schirru, questa è politica. Anche questa poi parliamo di politica regionale, allora, politica più territoriale, perché sul discorso migranti andiamo ovviamente su discorsi anche sovraregionali. Per quanto riguarda la politica regionale, perché? Perché Stefano Schirru, abbiamo detto capogruppo, il Consiglio Comunale di Forza Italia,
è anche consigliere della città metropolitana, però anche uno degli esponenti di spicco del partito degli Azzurri in Sardegna, giovane leva, perché lui ha fatto tutta la trafila da consigliere di circoscrizione fino ad arrivare ai banchi di via Roma, quindi insomma hai fatto una bella gavetta. Non ti chiedo ovviamente chi sarà il candidato primarie, sì, primarie no, ma ne parleremo sulle primarie, però in generale tra un anno e mezzo circa, scadenza naturale, il centrodestra già si guarda attorno per capire chi potranno essere i compagni di viaggio. Siete in fase di trattative? A che punto siete? C'è la possibilità, ad esempio, di inserire anche il PSDAZ, che è partito che a livello regionale si schiera da una parte in vari comuni dall'altra? Ma io non parlerei intanto di alleanze, io parlerei prima di tutto di programmi. Noi stiamo attraversando un periodo molto cupo per la nostra isola, mi riferisco anche a tutti i problemi, tutte le vertenze prossime e future che dovrà affrontare il nostro governatore, ma in particolar modo mi riferisco al problema degli incendi. Dico questo perché credo che il centrodestra, una coalizione che vuole vincere le elezioni in Sardegna, una coalizione che voglia tornare a governare la Sardegna, debba innanzitutto lavorare sui programmi, sui punti principali. Prima di tutto si trova l'accordo sul programma, su ciò che si vuole fare, successivamente si parla di uomini, si parla di alleanze. I programmi si fanno insieme, però bisogna partire da una bozza, bisogna partire da un gruppo ristretto per poi cercare di allargarlo. Quando si parte sui programmi e sui punti da trattare è difficile poi arrivare a metà legislatura e avere delle crisi di maggioranza, perché tutti devono convergere su un programma che può avere anche delle sfumature, che può subire delle variazioni, però la base, le fondamenta devono essere forti, devono essere solide. Per quanto riguarda il PSDAZ, io credo che sia opportuno lavorare anche con loro per poter vincere queste elezioni. Ricordo che in regione il PSDAZ è in alleanza col centrodestra, fa parte dell'opposizione, qui in città il PSDAZ fa parte della maggioranza, quindi poi bisogna capire chi oggi fa parte del PSDAZ e chi no, questo non è molto chiaro, e soprattutto chi farà parte del PSDAZ domani. E proprio per questo penso che i leader di partito si debbano sedere attorno a un tavolo e stabilire quelle che sono le problematiche in un momento in cui in Sardegna manca la continuità territoriale, quindi noi siamo molto danneggiati, in un momento in cui stanno danneggiando la nostra terra, la nostra isola, un'isola che tutti diciamo di amare, ma poi nessuno effettivamente dà dimostrazione di questo. Io vorrei dirti una cosa: questo fine settimana ho voluto immergermi nella natura e ho fatto un'escursione nella zona di Cala Golorizze, quindi sono partito dal Golgo e ho attraversato, ho fatto qualche chilometro immerso nella natura incontaminata, dove non trovi fortunatamente un mozzicone di sigarette, non trovi una scatoletta di tonno, non trovi una scatoletta di tonno, un fazzolettino, non trovi niente messo male, anche perché credo che gli abitanti del posto e le cooperative che gestiscono quella zona siano molto gelosi del loro territorio e siano anche molto severi. Quello che manca a noi, la gelosia e anche l'intransigenza per la gestione della nostra terra, e questo è quello che manca. E quindi dico questo perché vorrei che i sardi prendessero spunto da quei territori che sono innamorati della propria terra e ne danno dimostrazione ogni giorno. Allora Paolo fa un'osservazione, mi ha anticipato. No, Paolo scusa, dice, no, io leggo da lì e lo faccio a te la domanda, una considerazione, dice: occorre rinnovare tutta la classe politica, mancano politici capaci, si vede dal fatto che un presidente della regione non ha mai fatto 2 mandati consecutivi. Io allargo il discorso, a Stefano dico: si è sempre detto che manca il rinnovo della cosiddetta classe dirigente. Tu fai parte della classe dirigente da giovane, sei ancora molto giovane e sei, potremmo dire, una mosca bianca nel panorama regionale. Va detto però che nelle ultime amministrative, nell'ultima tornata, il centrodestra, unito
come era nel 94, nel 98, ha dato prova di vincere in molti comuni, 2 su tutti, Oristano e Serargius, no? Che sono fra i più grandi. Assolutamente. Ecco, cosa vuol dire? Vuol dire che si deve ancora oggi lavorare perché gente come te, giovane come te, possa dare il ricambio generazionale, oppure è semplicemente un discorso di coalizione, di programma condiviso, indipendentemente dal fatto di chi rappresenta la coalizione? Un ricambio secondo me è sempre positivo, significa che i partiti si rinnovano, che i partiti coinvolgono i giovani, che hanno dei militanti all'interno e che poi possono dare anche una ventata di freschezza e di rinnovamento. Però credo che oggi ci sia poca voglia di sacrificarsi, di impegnare le proprie giornate libere per fare politica, per stare in mezzo alla gente, per ascoltare quelli che sono gli umori o i malumori delle persone. Quindi anche per fare politica serve intanto passione, dedizione, ma aspetta anche ai partiti rinnovarsi, perché un partito che si rinnova è un partito lungimirante e duraturo. È un po' come le scuole di calcio che investono nel Esatto. settore giovanile, no? Esattamente, esattamente. Secondo me dovrebbero anche cambiare la legge elettorale, non possiamo trovare delle istituzioni che si trovano ad avere degli ostamenti da 5-6 legislature o consigliature, quindi dovrebbero mettere mano un attimino anche alla riforma elettorale, più che tutela delle quote rosa, che io non condivido affatto. Credo che uomo o donna che sia debbano essere votati e eletti non perché ci sia una quota in loro favore, una quota spettante a questi soggetti, ma semplicemente perché ci sono idee, c'è buona volontà, ci sono capacità, c'è un programma. Senti, però è innegabile, giustamente diceva prima Paolo, che un presidente della regione difficilmente ha fatto 2 mandati politici, 2 mandati consecutivi. Però è anche vero che prima si parlava di bipolarismo, c'era centrodestra e centrosinistra, oggi potremmo dire che sono 4 poli fondamentalmente, perché c'è centrodestra, centrosinistra, il polo autonomista indipendentista che ancora oggi è molto, esatto, è molto eterogeneo, non si capisce bene ancora chi sia, molto sfumato, e poi ci sono i 5 Stelle che comunque è una realtà a livello nazionale, anche se in Sardegna, a parte qualche comune, però ancora in regione non si è presentato. Se non sbaglio in regione le scorse elezioni non hanno partecipato. No, non ha partecipato, però c'è stato il discorso della legge elettorale che facevi giustamente tu, si era presentata, ti ricordi, Michela Murgia come candidata a presidente della regione, prendendo, se non ricordo male, il 15%, non è entrato neanche lei è entrata in consiglio regionale, e invece è entrato gente che ha preso magari 600 voti, ecco, certo. Il discorso della legge elettorale, certo, per garantire la maggiore rappresentatività possibile. Certo, certo. Sì, si tratta, io credo che il Consiglio regionale in questo momento debba mettere mano alla legge elettorale, debba rivedere un attimo anche le quote spettanti alle diverse coalizioni, però è anche vero che ultimamente, l'abbiamo visto anche al Comune di Cagliari, si fa la corsa a fare delle liste, a presentare delle liste, a trovare le firme per la presentazione delle liste, e poi si candidano anche candidati improponibili che prendono 13 voti, 11 voti, 10 voti, sì, sono sempre serviti perché i chiudi lista ci sono sempre stati, però vedere delle liste che magari prendono delle percentuali che si aggirano tra lo 0,3 e lo 0,7 fa capire che c'è un po' si crea un po' di confusione negli elettori e anche negli stessi candidati, che non si capisce a cosa possano ambire. E mi permetto di dire anche nella proposta politica, perché è così frammentata, alla fine sembrano tutti uguali poi alla fine. Chiudo con un'ultima domanda che può essere una riflessione. Stefano Schirru adesso cosa vede nel suo futuro politico da qui in avanti, visto che comunque stiamo parlando tra l'altro dal Consiglio Comunale, perché da questo pomeriggio tra Commissione Bilancio e seduta consigliare che è impegnato. Ma io adesso la mia priorità è quella di far urbanizzare alcune zone della città che non attendono altro,
è quello di rispedire a casa alcune persone che non meritano di stare nella nostra città, è quella di far capire che può esistere una convivenza tra locali notturni, giovani e residenti, quell'altra battaglia, che basta cercare di far rispettare delle regole, perché poi di fatto, caro Fabrizio, chi disturba non sono le persone all'interno dei locali, sono quelli che bivaccano nelle piazze, che vanno a acquistare gli alcolici nelle botteghe aperte fino a tardi, li consumano in strada, abbandonando rifiuti, facendo schiamazzi e di fatto turbando la quiete pubblica. Vedo una città che si sta impoverendo dal punto di vista delle prospettive, è una città che è incapace di dare prospettive ai nostri giovani, quindi mi auguro di poter dare un contributo determinante alla mia città cercando di sanare alcune criticità. Fa specie, fa riflettere, sentirti dire ai nostri giovani, cioè sei giovane anche tu, quindi di fatto certo, anche te stesso mi ci metto in mezzo, assolutamente. Perfetto, allora io ringrazio Stefano Schirru, grazie Fabrizio, grazie a te, capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale a Cagliari, consigliere Città Metropolitana. Ci vediamo domani stessa ora alle 19:30 per un appuntamento con Effetto Serra. Parleremo, se non ricordo male, dimmi, scusami. No, figurati, mi scrivevano prima di sollecitare un'intervista con Lino Toschi, che io non conosco, non ho il piacere di conoscere. Sì, Lino Toschi, vedremo di Pirri, politicante di Pirri. Politicante ha un'accezione un po'... Politicante di Pirri. Vedremo di parlare anche con lui, vedremo, anche perché Pirri è un pianeta a parte poi alla fine. Dicevo, parleremo domani di teatro, parleremo in diretta, dovrebbe esserci uso condizionale perché ci ha dato l'ok una persona, un'attrice, un artista che addirittura è andata a New York di Cagliari a esordire, a portare lo spettacolo e quindi... Non ci sveli nulla? Per il momento no, vedremo domani, quindi rimanete in collegamento, in contatto sempre sul social, cliccate mi piace, condividete, iscrivetevi, fate iscrivere i vostri contatti perché è giusto, è bello che questa comunità diventi da virtuale poi a reale. Ok? Ancora grazie a tutti, buona serata a tutti. Grazie Fabrizio e complimenti per l'interessante trasmissione. Grazie a te, buona serata a tutti, ciao.